Sa die de sa Sardigna e sa die de su popolu sardu. Su 28 di aprile, so sardos, si intende in unu popolu e che rentamentare si storia e soro. Che rentamentare su 28 di aprile de su 1794, quando sa Sardigna e so sardos fian differente meda dai como. O comprende mengius tocca da tornare ai fattu in su tempus. In su 1400 sos spagnolos occupa sa Sardigna e caparran finzes a su 1703. Dai su 1703 a su 1720 sa Sardigna è sta barrada in mano de sos austriacos, posetanos. In su 1720 sos duca de Savoia divenenti re de Sardigna. Su governo de sos piemontesos e dannosu meda pro sos sardos. Sos Savoias prepotentes governan sena de scurtare su barre de sos sardos. Su parlamento sardo non si può riunire e si sulla nostra sta in una condizione malameda. Fammene, tributos, sua vaga de sul re, sena libertade, sena di sviluppo. Sos sardos si straccan de essere sfruttados e male trattados. In su mentres sa rivoluzione francesa mudas Europa. A sa capo de sus settigentos, difatti, so francesos si vurrian a so re e a so nobiles. Sa Francia guerra con sos atros stados europeos chi dimmen cusas ideas rivoluzionarias, ma so francesos cheren chi cusas idea de libertade arribenta tuttue e lompen finzes in Sardigna. In su 1793 son francesos loppete a s'isula de Santo Verdu, in quartu e chircan di occupare s'isula de Maddalena. Ma so sardos parant a fronte e so francesos no intrant in terra sarda. So sardos può essar vaus isola de so francesos isperan che so Savoias lo si scurtent e fagent a su re Vittorio Amedeo duas richiestas. Sa prima è de riunire d'orra su parlamento sardo. Sa i duas è de lassare sos incarrigos de importu a sos sardos pro governare s'isola. Ma su re non de querer intendere e sos sardos si vurriant a sos piemontesos. Su 28 di aprile de su 1794 in Castellu sos sardo cabogau sos piemontesos dai su bighinau de Castellu de Susu ed è totus azzeccate. Totus popolo a unido cabogau si strangio. In cussa die sa die de sa ciappa a totus sos chi sottoviaian si domanda naracigili e si gallicuno non dischidia a narrere che tu iughiant in direttura a San Narvese e che tu già garanta. Ma in sa vida spuru son massaios fianti straccos de pagare tributos a so nobiles. Si vorrian occupa sos cungiaos e sa stancas e triballan povon tesoro. Procurate moderare, barone sa tirannia, chi si non provvida mia, torrades appesi in terra. Son sovversos de su patriottu sardu a sos feudatarios, iscritto in su 1795 da Francesco Ignazio Mannu, un giuighe che aia leau parte a sa giagarada de sos piemontesos da Castellu. Sos Savoias, promase dare sa rebellia, incarriganta su giuighe Giovanne Maria Angioi. Isu, cande sta arribau in Sardigna, e ha visto su disesperu de son massaios e de sos pastores, s'esposto a salissoro e divenido, isu e tutto, un rivoluzionario. Gio Maria Angioi, attento amico meda, famada e s'immagine chi dubbia di entrando vittorioso in Tattari, ma attento vienes inimigos. In su 1796, in cammino conca a Castellu, sos piemontesos, aggiudau de son nobiles sardos, fagent una combatta contra de Angioi, ch'indessi perdidore. Costrinto a si pievuire, ad ammorre callecun anno appustisi in Francia. Sos piemontesos antocchiu sena de viedade, totus os rivoluzionarios de gussa e de attera ribellias in sos annos appustisi. Sul re assighiu a governare
sa Sardigna con sa forza, tenendodda in poveresa, sena sviluppo, sena libertade, pro totu sottigentos. In sul 1861, sul Regno de Sardigna è divenuto Regno de Italia. E sa Sardigna è entrata in Stato italiano, in cui nos agattamos ora. Dobbiamo ammentare ogni anno, oe e sempre, chi sa combatta per una Sardigna più dizzosa, più bella, più ricca, non accaba mai. È dovere di ogni femmina e di ogni uomine a s'impreare pro una vita più digna e pro un benidore meglio.